Bentrovati da Alessandro Bonfanti, ancora una volta dal Parco dell'Isonzo, zona Campagnuzza Sant'Andrea. Come vedete alle mie spalle c'è il ricordo della tempesta di qualche minuto che si è abbattuta su Gorizia la settimana scorsa e che tra i ricordi più importanti ha lasciato questo albero rotto a metà, buttato giù dal vento, che poi ha dovuto essere messo in sicurezza dai vigili del fuoco. Puntata di oggi di Isonzo News, parliamo del Festival del Folklore. Questo è il fine settimana del Festival Mondiale del Folklore a Gorizia numero 50. Eravamo presenti all'inaugurazione quando il presidente Minniti ha dichiarato: sono aperti i giochi, nel senso che è inaugurato il festival, la 50esima edizione del Festival Mondiale del Folklore di Gorizia, ritornato in piazza Cesare Battisti. Abbiamo anche un incontro che occuperà la maggior parte del nostro spazio, che si è tenuto tra Carlo e Carlo più Carlo, per quanto riguarda l'incontro che si è tenuto a Villa Russiz. I due Carlo, uno è Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana, e Carlo Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, uno dei guru più ascoltati in questo momento per quanto riguarda la civiltà, il modo di bere, di mangiare, eccetera, eccetera. In questo contesto di Villa Russiz si è tenuto questo incontro e ne sono venute fuori delle belle, in particolar modo da Carlin Petrini, che ha come sua natura quello di bastonare dove le cose non vanno. Questo è un incontro che abbiamo registrato per intero. Se volete andare a vedere la puntata è su la pagina di Reporter Nord-Est Isonzo News. E come per quanto riguarda, che mi stavo dimenticando, l'inaugurazione del Festival del Folklore, anche lì abbiamo fatto la diretta e anche quella potete vederla sulla pagina Reporter Nord-Est Isonzo News, pagina Facebook. E passo la parola al presidente Stefano Minniti. Bene, io non posso far altro che vedere le nostre rappresentanze con le fiacole che arrivano dal fondo della piazza, che arrivano qua davanti dove c'è il nostro tripode dell'amicizia, il braciere, che adesso verrà illuminato dalle diverse coppie. Ecco, quindi con la presenza delle nostre coppie davanti al tripode dell'amicizia, al braciere, io ho veramente il grande piacere di annunciare e darvi il benvenuto alla 50esima edizione del Festival Mondiale del Folklore. The 50th edition of the World Folk Festival is now officially open. Ten je 50. Svetva svetovnega festivala folklore sedaj uradno odprta. Grazie ancora al Funny Voice Show Choir, alla direttrice Manuela Maruschi, per aver aperto insieme a noi la 50esima edizione del Festival Mondiale del Folklore.
sarebbe ora che ci diamo una sveglia tutti quanti assieme. Lo spreco alimentare è di proporzioni bibliche, di proporzioni inimmaginabili. Noi in questo momento stiamo producendo cibo per 12 miliardi di viventi, siamo 7 miliardi e 800 milioni, ergo 34% di quello che produciamo viene buttato via, non di quello che potremmo produrre, che produciamo. E sto parlando di milioni di tonnellate di cibo edibile, mangiabile, che viene buttato via, milioni di tonnellate. Carlo Petrini, Carlin Petrini, oggi l'abbiamo vista da profeta, nel senso ha lanciato l'ennesimo allarme. Perché? Ma questi allarmi non è che li lancio io, è nella natura delle cose, quello che sta avvenendo dovrebbero mettere tutti in allarme. E quello che purtroppo non avviene è una mobilitazione di massa che consenta di cambiare i parametri attraverso i quali il clima cambia, la realtà dell'ambiente viene distrutta, i nostri mari diventano sempre più poveri e la fertilità dei suoli viene minacciata, quindi è necessario correre ai ripari. Siccome non è la prima volta, ma siamo così poco intelligenti o qualcuno porta avanti una politica del genere? Non siamo ancora perfettamente consapevoli del cambio che dobbiamo attuare. Questo è quello che ci aspetta. Ecco, leggendo e rileggendo l'enciclica di Papa Francesco sull'ambiente, la Laudato Si, un paese, una realtà, ecco, che può rappresentare la massima negatività, pur con tutto l'affetto e il rispetto, è proprio Haiti. No? Io sono stato lì ancora più di 10 anni fa, è il paese davvero più povero che abbia mai visto e anche più violento. No? Adesso non entro troppo nei dettagli, ma mi ha colpito per esempio che il missionario che mi accompagnava diceva: Carlo, prova a guardare, dice, qui le mucche non fanno il latte, le galline non fanno le uova e le pecore non c'hanno la lana. Cioè, per dire, no? E vedere questo paese bellissimo, poi tra l'altro andandoci per un problema di ritardi di aerei, insomma ci abbiamo impiegato 3 giorni, passando anche da isole bellissime, Martinica, Guadalupe, cose fantastiche. Anche Haiti potrebbe essere così. Invece c'è una povertà con questa gente che brucia i boschi perché vive facendo il carbone di legna, no? Tra l'altro ho passato con diciamo, il viaggio aereo più pericoloso della mia vita, perché era un aeroplanino, no, che andava. Vedi, passano gli uragani che distruggono tutto e questa gente è davvero poverissima. E questo ha fatto venire in mente come in realtà tutto si tiene, cioè la cura dell'ambiente, la cura del vivere bene, no, nei borghi, la cura dei giovani, la cura anche dei poveri, no? Non so se avete mai notato, ma io sono anche presidente di Caritas Italiana, ho provato a leggere sotto il profilo di Caritas la Laudato Si, almeno 60 volte vengono nominati i poveri o la povertà. Cioè, per dire che il non rispetto per l'ambiente, il non gestire bene quella casa che tutti di cui dobbiamo avere cura, certo rovina anche i ricchi, anche chi sta bene, come possiamo essere noi, ma rovina anzitutto i poveri, no? Signor Redaelli, un dialogo con Carlin Petrini per quanto riguarda i tempi di adesso, per quanto riguarda l'agricoltura, la vita di adesso e i giovani. Cosa si trae da certe conclusioni anche con un pubblico selezionato come questo? Ma che bisogna lavorare parecchio su questo mondo in difficoltà, ma che anche dà speranza. Questa sensibilità per esempio all'ambiente che hanno i ragazzi, che hanno i giovani, questa attenzione al desiderio anche di una vita diversa, più sostenibile nel senso più comunitaria, che sappia rivalutare anche le tradizioni anche dei nostri paesi, anche i piccoli borghi, sappia rivalutare anche le produzioni agricole più vicine a casa. È tutta una realtà che esige molto impegno, esige anche tempo lungo, ma va un po' in quell'ottica che ci insegna Papa Francesco, dove la cura dell'ambiente va insieme alla cura della fraternità e alla cura della pace. Lei ha sottolineato i giovani che sono bravi. Qualcuno non li vede bravi?
Ma tante volte i giovani vengono visti più sugli aspetti più superficiali, no? Questi ragazzini sempre attaccati al telefonino, ai faccini, ai messaggini o altro. In realtà quando si dà loro l'occasione di scrivere, come capita anche a me, sono ragazzi che hanno una profondità, che hanno un desiderio di qualcosa di bello, che sono anche preoccupati, seriamente preoccupati per la pandemia, per la guerra, per l'ambiente, però hanno voglia anche di investire qualcosa sul futuro. Penso che spetti a noi, compreso anche a chi ha possibilità anche economiche, offrire loro anche dei percorsi realistici. Noi oggi abbiamo organizzato questo incontro perché è iniziato stamattina presto l'assemblea generale dei soci di Filiera Futura e mi si chiederà cos'è Filiera Futura. Filiera Futura è un'associazione con l'Università di Pollenzo, l'Università di Udine, Coldiretti e Confartigianato Nazionali e insieme vogliamo sviluppare iniziative e dare supporto un po' a tutte le progettualità che attengono alla rigenerazione e riqualificazione ambientale, soprattutto partendo dal valore della terra. L'agricoltura è un problema della riqualificazione anche agroalimentare complessivamente, quindi si stanno sviluppando progetti da inserire e sviluppare nei territori con le università, col mondo economico, proprio in questa direzione, migliorare la fruizione dell'agricoltura e del mondo agricolo, per cui Villa Russi diventa secondo me proprio il simbolo di un vivere la natura anche in un modo veramente rispettoso. Oggi si dice ecologico, green, ma qui è tradizione, no? E per di più si tratta di una eccellenza inserita in comunità vive e pensanti. Ecco, abbiamo sentito Carlo Petrini, l'arcivescovo, che ci hanno parlato del valore della terra, ci hanno richiamato anche le responsabilità che la gente della mia generazione ha nei confronti dei giovani, perché abbiamo un ambiente che mi pare sia sotto gli occhi di tutti, oggi mostra tutta la crisi, la rottura ormai determinata dall'inquinamento, dall'uso sbagliato che è stato fatto delle risorse. No? Quindi bisogna ripensare complessivamente alle responsabilità che abbiamo, tentare di correggere per tempo le nostre abitudini complessive, a partire da quelle alimentari, e vedere di riuscire a correggere questa china veramente pericolosa, in modo da consentire alle nuove generazioni di vivere un ambiente migliore rispetto a quello che avranno se non si interviene immediatamente con dei correttivi importanti. E il dramma che noi oggi abbiamo è: i tempi per il cambiamento sono compatibili con i tempi del disastro annunciato? Questo è il grande punto interrogativo che abbiamo tutti davanti.